È ufficiale, Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus. Dopo poco più di un anno dalla sua partenza per il Paris Saint-Germain, il club bianconero ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale con cui dà il bentornato al portiere. Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il 19 maggio 2018. Quel giorno avevamo tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime nel salutare quello che per noi è stato più di un capitano. È stata una leggenda, un simbolo. Probabilmente ognuno di noi sperava e in fondo sapeva che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate in Ligue 1 e aggiungendo al suo incredibile palmarès un campionato e una Supercoppa francesi, Gigi torna alla Juventus. Gigi torna a casa. La Fiorentina ha presentato il nuovo direttore sportivo Daniele Pradè. Per quanto riguarda Chiesa, la mia risposta è tecnica, non può essere diversamente. Lì la risposta la può dare solo una persona che non è qui oggi, che è il presidente commisso. Io posso soltanto dire che il momento che tornerà dalle vacanze parlerò con Federico, spiegherò quali sono le nostre intenzioni, spiegherò qual è il nostro progetto, spiegherò tante cose a lui. Poi ci metteremo seduti in maniera molto leale e molto diciamo conviviale e capiremo bene la sua testa e quello che ha recepito dal nostro discorso. Tornando su Chiesa, c'è stato finora un contatto telefonico oppure no, aspettate di parlarci aspettiamo di che torna per correttezza, ci mettiamo seduti con lui, con il papà, non c'è stato ancora nessun tipo di contatto. Presentazione ufficiale in casa Roma per il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi. Io cerco di scegliere prima gli uomini e poi i calciatori. Credo che per alzare il livello di questa squadra ci voglia prima questo tipo di messaggio da far arrivare a chi arriva, perché sento e leggo anche di tutti questi pseudo rifiuti che stanno arrivando. Io credo che la Roma non è una succursale. Chi deve venire alla Roma deve venirci con voglia, con entusiasmo, che è quello che sta negli occhi di Spinazzola quando si è presentato a tutti quanti voi. Credo che la voglia di questo ragazzo, che non ha lasciato, con tutto il rispetto, il Poggi Bonzi per venire alla Roma, ha lasciato la Juventus, e quell'entusiasmo è quello che voglio in tutti i giocatori che da oggi io prenderò nella S Roma. La Ducati ha rinnovato il contratto con Danilo Petrucci anche per la stagione 2020 della MotoGP. La notizia era nell'aria da giorni, ma l'ufficialità è arrivata giovedì 4 luglio tramite una nota pubblicata sul sito della scuderia bolognese. Il pilota ternano affiancherà quindi Andrea Dovizioso anche per la prossima stagione in sella alla Desmo 16 GP ufficiale. Si legge nel testo. A convincere la Ducati sono stati il grande affiatamento con la squadra, ma soprattutto una progressiva crescita di rendimento che lo ha portato a raccogliere 3 podi, inclusa una splendida vittoria al Mugello davanti al pubblico di casa, negli 8 round disputati fin qui. Sono molto felice di continuare insieme a Ducati per un'altra stagione, ha dichiarato Petrucci. Era il mio obiettivo fin dall'inizio di questa nuova avventura, dal momento che abbiamo trovato da subito un grande affiatamento con tutta la squadra. In questa prima metà di campionato siamo riusciti a migliorare progressivamente il nostro rendimento, conquistando 2 podi e una splendida vittoria. Arrivare al rinnovo prima della pausa estiva mi dà ancora più serenità e fiducia per il futuro. Ora voglio semplicemente restare concentrato e continuare il mio percorso di crescita agonistica per fare sempre meglio in pista. Siamo terzi in classifica e l'obiettivo è essere tra i primi 3 anche a fine stagione.